Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi non possiamo che iniziare anzitutto col ricordo e l'omaggio alla persona che non c'è più. La persona che non c'è più è Charlie Kirk, non semplicemente un attivista MAGA, come semplificano in modo irriguardoso e anche proprio poco addentro la materia i giornaloni oggi, ma era una delle voci più potenti, significative, rappresentative del mondo conservatore americano contemporaneo, quindi del mondo conservatore tout court. Lo saprete ormai tutti, purtroppo Kirk è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco mentre faceva quello che gli riusciva meglio, quello che ne ha fatto una voce imprescindibile in America, e cioè discuteva, presentava le proprie idee confrontandole con le altrui al campus della Utah Valley University. Ci sono ancora è in corso la caccia al killer. Trump ha reso omaggio a un vero patriota e a un uomo che combatteva per la verità e la libertà. Molto significativa l'immagine che Charlie Kirk aveva una maglietta con scritto Freedom mentre parlava a questo campus dello Utah. Ed è indubbiamente potente, no, l'immagine che smentisce la retorica, cioè una delle voci principali del conservatorismo contemporaneo aveva una maglietta con scritto libertà e stava dibattendo mentre uno che lo odiava ideologicamente gli ha sparato. Questo rovescia ovviamente, no, la narrazione su dove sta il pericolo estremista e l'odio ideologico oggi, e lo dicono giustamente anche molti giornali, diciamo, di centrodestra e molte voci anti-mainstream. Però noi non vorremmo fermarci a questo. Noi pensiamo che il modo migliore per omaggiare questa importante figura sia cogliere la sua lezione, anche qui, anche da noi. Qual è la grande lezione di Charlie Kirk? Beh, semplicemente è stata quella di andare a sfidare il pensiero dominante di sinistra sul suo terreno, di giocare in attacco, di non aver paura di rompere nel campo altrui. Tra le altre cose, infatti, lui il salto, diciamo, a livello di incisività nel dibattito lo ha fatto creando l'associazione conservatrice Turning Point USA, che aveva come obiettivo sociale, intellettuale, politico, non si vergognava di dirlo, quello di promuovere idee politiche conservatrici nei campus universitari e nelle scuole statunitensi attraverso eventi, comizi e dibattiti. Cioè Charlie Kirk ha aggredito dialetticamente con la parola, poi qualcuno purtroppo l'ha aggredito fisicamente, ha posto fine alla sua esistenza, ma lui ha aggredito dialetticamente la sinistra nei suoi templi, in quei luoghi dove sembrava esistere, di fatto esisteva spesso un solo monolite, una sola voce, il luogo comunismo woke. Kirk ha iniziato la grande riscossa culturale conservatrice, e non lo ha fatto come dire, producendo cultura accademica, facendo teoria tra quattro intellettuali, diciamo, avversari della classe intellettuale democratica. L'ha fatto col dibattito, l'ha fatto snidando una visione del mondo, snidando le contraddizioni dell'altro, cioè facendo cultura diffusa e calandola nella vita, nelle urgenze della contemporaneità, non accademia. E tant'è che la sua forma principale d'azione era il dialogo. Anche questa è una lezione meravigliosa. Chi accusa il conservatorismo di oggi, il trumpismo, chiamatelo come volete, di essere una pericoloso, come dire, una versione 5.0 del fascismo. Charlie Kirk andava in giro facendo dialogo e voleva anzitutto confrontarsi con chi non la pensava come lui. Famosissimo il suo tour Dimostrami che sbaglio, cioè partiamo da un tema, dialoghiamo, ci confrontiamo e vediamo dove va a parare l'argomentazione, non l'ideologia o il pregiudizio. Questo è anche il metodo con cui è nata la cultura occidentale, cioè il pensiero occidentale è fondato sul dialogo. Un signore che si chiamava Socrate ha messo la prima pietra del nostro edificio con lo strumento del dialogo. Pericle diceva: noi ateniesi siamo diversi perché ci confrontiamo coi logoi. Quindi per dire la portata anche culturale di quello che faceva Charlie Kirk. Ecco, in chiusura,
la sua lezione, non limitiamoci a elogiarla oggi perché è il giorno della tragedia. Anche il centrodestra italiano, anche il mondo conservatore italiano dovrebbe farla propria, perché è un formidabile antidoto al vizio che esiste anche nel mondo del centrodestra italiano, di rintanarsi nel palazzo, con le proprie, diciamo, certezze granitiche, di chiudersi in un universo asfittico, o di fare, diciamo, una sorta di pseudo amichettismo di destra, che è una semplice sorta di parodia dell'amichettismo di sinistra, oppure all'opposto di soffrire una sudditanza fuori tempo massimo rispetto all'egemonia gramsciana e post-gramsciana. Ecco, la lezione di Charlie Kirk fa piazza pulita di tutto questo, e noi speriamo che verrà ricordata anzitutto da chi la pensa o dovrebbe pensarla come lui. Grazie a tutti, ma a proposito di pensiero eterodosso, rimanete con noi perché torna il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Vi aspetto.